Abbiamo sentito una signora qua che c'era l'asilo chiuso e non ce ne siamo neanche accorti che lo abbiamo qua davanti e dopo ha detto che ci sono qua i preti. Proprio qui nella piazzetta di San Bugè, in meno di 100 metri in linea d'aria, da una parte c'è la vecchia canonica dove il parroco Don Gabriele si trova in isolamento, positivo al Covid e con febbre, dall'altra la scuola materna parrocchiale chiusa per precauzione per possibili contatti tra il prete e le maestre. Le persiane sono abbassate e gli scivoli vuoti. La signora che abita vicino a casa mia mi ha detto di tenere a casa la bambina. E adesso veniva qua e l'ho visto chiuso e ho immaginato che gli piacerà del tutto. Sì, sono preoccupata perché ho proprio l'età giusta del pericolo. Sono preoccupata, sì. Al supermercato vanno le mie figlie e io resto a casa. Sono venuta adesso fuori 10 minuti per prendere un po' di frutta e poi vado a casa. Io non sono preoccupata per niente, sto alle regole e basta. Nel comune di Preganziol, Don Gabriele non è il solo parroco in isolamento, seppure sia l'unico al momento positivo. I parroci con lui conviventi hanno subito seguito le prassi andando anche loro in quarantena, quindi insomma la profilassi è stata seguita. Ma la profilassi riguarda anche diversi fedeli. Su questo l'ULSS è all'opera, noi siamo in costante contatto da sabato con appunto i dottori dell'ULSS 2 che stanno procedendo insomma con la ricostruzione delle varie reti dei contatti. Copione analogo a Casale sul Sile, anche qui la canonica è sigillata, dentro ci sono Don Daniele, positivo, e i confratelli parroci in quarantena e anche qui a tirare le fila è il sindaco in costante contatto con il prete. Oggi ci siamo sentiti questa mattina con Don Daniele, fortunatamente gli è passata la febbre, è sempre in contatto col suo medico curante e quindi ci sono buone notizie. La chiesa, grazie ai volontari, rimane aperta e quindi i fedeli che vogliono recarsi a fare qualche preghiera, la chiesa è accessibile.